Vivere da protagonisti le danze e le musiche tradizionali della Sardegna e del resto d'Europa per apprezzarne similitudini e differenze. Torna per il 9° anno il Festival itinerante Danzas, nato dalla felice intuizione dell'associazione Tunduzu Ballu e del gruppo musicale Ballade Ballade Boys, in collaborazione con le istituzioni che sposano il progetto, che si snoderà tra Nuoro, Lodine e Rosei dal 6 al 10 settembre 2024. Quest'anno gli ospiti di Danzas saranno gli Alba de Torn, che da più di 20 anni esprimono il patrimonio tradizionale della Vandea in Francia, e il gruppo folcloristico Valresia, che in questi ultimi decenni ha fatto conoscere la ricchezza culturale della valle non solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo. Avremo la Valresia, che è una valle al confine con la Slovenia, e poi avremo gli Alba de Torn, un gruppo della Vandea, una regione francese che ha veramente tante tradizioni popolari interessanti. Ogni anno sono sempre più numerosi gli iscritti al festival, che vanta una formula originale. Il pomeriggio gli stage per imparare le danze e la sera i concerti per mettere in pratica la teoria e scatenarsi tutti insieme nel ballo. Ci sono già 120 persone che dormono a Rosei, a Nuoro, insomma un po' dappertutto, speriamo bene. Serve per far conoscere le nostre tradizioni anche a chi non è sardo, e poi ai sardi che vogliono venire a ballare. La prima tappa di Danzas partirà da Rosei, che sarà anche il quartier generale di tutti i partecipanti. Saremo il venerdì a Orosei, il sabato, venerdì 6 a Orosei, sabato 7 a Nuoro e domenica 8 a Lodine. Stasi di danza il pomeriggio e poi su notte si balla.